Pronto? Enel? Sì, buongiorno, la Gerla. Ci risiamo, è successo un'altra volta, siamo senza energia elettrica, come l'altra sera. 4 blackout in pochi giorni. A Quinto di Treviso l'energia elettrica continua ad andare e venire. Dopo il guasto di lunedì sera, un nuovo stop ha lasciato al buio abitazioni e attività per 4 ore. Ma i disagi non si fermano qui. In tarda serata è toccato a Mogliano Veneto, poi in queste ore anche a Paese e Castagnole, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti anche per incendi sviluppatisi in alcune cabine elettriche. Il caldo record mette sotto pressione la rete elettrica e cresce la preoccupazione tra imprenditori e residenti. Questi sono tutti i post sul gruppo 6 di Quinto, con tutti i commenti delle persone dalle loro vie che scrivono che sono tutti senza corrente, ecco. Tra i tanti messaggi quello che spicca di più secondo me, scusate, in via Donizetti è ancora senza corrente, questa signora ha l'insulina della mamma che deve stare in frigo e ovviamente non regge più. Il blackout dalle 8:15 alle 11:40 arriva dopo quello di lunedì scorso, quando la corrente è mancata fino all'1 di notte. Secondo quanto spiegato da E-Distribuzione, il caldo eccezionale di questi giorni e il massiccio utilizzo dei condizionatori ha provocato un forte sovraccarico della rete elettrica. In periodi come questo, che sono caratterizzati da temperature massime molto alte, parliamo di oltre 35 gradi, temperature minime sempre molto elevate, ma al di sotto dei 27-28 gradi, e assenza di precipitazioni per lunghi periodi, non permettono ai componenti della rete elettrica, soprattutto ai componenti interrati, di smaltire correttamente il calore, e quindi questo genera sostanzialmente dei disservizi. E con il termometro che continua a salire cresce la preoccupazione. Saltano i pagamenti elettronici, si bloccano i servizi e nelle case diventa impossibile utilizzare ventilatori e condizionatori. Senza elettricità si fermano le aziende. Noi chiediamo aiuto alle istituzioni perché devono farsi portavoce presso l'Enel perché tutte queste interruzioni non succedano più. Bisogna che la politica si faccia portavoce dei nostri disagi. A pagare il prezzo del caldo sono anche gli studenti impegnati negli esami di maturità in diverse scuole. Tra aule prive di climatizzazione e impianti in difficoltà, affrontano le prove orali in condizioni rese ancora più pesanti dalle temperature soffocanti. Le previsioni indicano che il picco del caldo deve ancora arrivare. Tecnici e squadre di E-Distribuzione continuano a monitorare la rete elettrica. Prevediamo l'allerta delle squadre operative, quindi con un rinforzo del nostro presidio di reperibilità H24, il rinforzo del personale anche delle nostre imprese appaltatrici e la predisposizione di una flotta anche di gruppi elettrogeni e power station che possiamo utilizzare per le situazioni più gravi, diciamo eccezionali. Imprese e famiglie sperano che il potenziamento delle cabine sia sufficiente ad evitare nuovi blackout nei prossimi giorni.